I segreti rivelati da Gesù a Suor Faustina Kowalska per sconfiggere il maligno. Suor Faustina Kowalska, lo ricordiamo, insomma, era una suora polacca vissuta tra il 1905 ed il 1938, quindi morta all'età di 33 anni, e autrice di un diario che scrisse negli ultimi 4 anni della sua vita, dal 1934 al 1938, in cui raccontò di tutti i dialoghi che ella aveva avuto sia con Gesù che con la Vergine Santissima, e delle apparizioni che appunto aveva avuto la grazia di ricevere. E in una di queste apparizioni Gesù rivelò a Suor Faustina i segreti per sconfiggere il maligno in quella che è la battaglia spirituale che noi tutti dobbiamo affrontare. Ecco cosa disse Gesù a Suor Faustina Kowalska: non confidare mai in te stessa, ma affidati completamente alla mia volontà. Nell'abbandono, nelle tenebre e nei dubbi di ogni genere, ricorri a me ed al tuo direttore spirituale, che ti risponderà sempre a mio nome. Non metterti mai a discutere con nessuna tentazione. Chiuditi subito nel mio cuore. Alla prima occasione, quando ti sentirai tentata, vanne subito a parlare con il confessore. Ricorda di mettere l'amor proprio all'ultimo posto, in modo che non possa contaminare le tue azioni. Sopporta te stessa con molta pazienza, non trascurare le mortificazioni interiori, giustifica sempre dentro di te l'opinione dei superiori e del confessore. Allontanati dai mormoratori come dalla peste. Lascia che gli altri si comportino come vogliono. Tu comportati come voglio io da te. Osserva la regola nella maniera più fedele. Dopo aver ricevuto un dispiacere, pensa a che cosa potresti fare di buono per la persona che ti ha procurato quella sofferenza. Evita la dissipazione. Cerca di parlare il meno possibile. Raccogliti spesso in te stessa. Taci quando vieni rimproverata. Non domandare il parere di tutti, ma quello del tuo direttore spirituale. Con lui sii sincera e semplice come una bambina. Non scoraggiarti per l'ingratitudine. Non indagare con curiosità sulle strade attraverso le quali ti conduco. Quando la noia e lo sconforto bussano al tuo cuore, fuggi da te stessa e nasconditi nel mio cuore. Non aver paura della lotta. Il solo coraggio spesso spaventa le tentazioni che non osano assalirci. Combatti sempre con la profonda convinzione che io sono accanto a te. Non lasciarti guidare dal sentimento, poiché esso non sempre è in tuo potere, ma tutto il merito sta solo nella tua volontà. Sii sempre sottomessa ai superiori, anche nelle più piccole cose. Non ti illudo
con la pace e le consolazioni. Preparati a grandi battaglie. Sappi che attualmente sei sulla scena del mondo, dove vieni osservata dalla terra e da tutto il cielo. Lotta come un valoroso combattente, in modo che io possa concederti il premio. Non aver troppa paura, poiché non sei sola.